Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la politica perché prende forma il governo regionale in Sicilia. Proseguono infatti le interlocuzioni portate avanti dal presidente della regione Renato Schifani. Il governatore sta lavorando in attesa che il Parlamento siciliano domani completi il suo insediamento ed elegga il successore di Gianfranco Miccichè come presidente dell'ARS, che quasi certamente sarà Gaetano Galvagno. Marco Falcone, Di Tamaio, Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia, Roberto Di Mauro, Nuccia Albano, Giussi Savarino i nomi dei papabili assessori. E come detto, dopo più di un mese dalle elezioni si insedierà ufficialmente domani la nuova Assemblea regionale siciliana che darà il via alla 18ª legislatura. Il segretario della UGL di Catania propone le priorità al nuovo Parlamento e all'esecutivo siciliano. Ci aspettiamo tra le prime leggi la tanto agognata riforma delle ex province regionali, investimenti sulla zona industriale etnea e una soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti, le istanze del segretario UGL Catania Giovanni Musumeci. Passiamo adesso alla cronaca con l'ennesima tragedia del mare. Una donna è morta al poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia. Era arrivata sulla costa siciliana su un'imbarcazione soccorsa durante la notte da una motovedetta della Guardia di Finanza. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. E restiamo in tema perché la scorsa notte è stata la prima senza migranti a bordo per le due navi ONG, la Humanity One e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere, ormeggiate rispettivamente da sabato e domenica al porto di Catania. Tutte le persone che erano rimaste a bordo sono state fatte sbarcare ieri sera e portate al Palaspedini, impianto sportivo di proprietà del comune. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con il TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.